Ciao a tutti, sono Chiara. Oggi vi presento una ricetta tipica veneta, il risotto all'isolana, famosissimo appunto ad Isola della Scala, in provincia di Verona, e per il riso in particolare, il appunto Vialone Nano Veronese, il GP, e per il quale poi tra l'altro è dedicata anche una famosa fiera del riso. Il risotto all'isolana è un risotto tipicamente veneto con carne e utilizziamo sia carne di vitello magro intorno ai 200 grammi e lombata di maiale invece sui 600 grammi. Queste dosi che vi sto dando sono per la cottura di 1 chilo di riso. Poi utilizziamo, logicamente come dovuto, del buon brodo fatto con la carne, manzo, gallina e verdure, e poi abbiamo burro per la mantecatura, parmigiano reggiano, sale, pepe, cannella, in questo caso e rosmarino. Partiamo ora con la preparazione del brodo. Iniziamo con il brodo, cominciamo con il taglio della cipolla. La peliamo. Possiamo utilizzarne una intera o mezza in base alla quantità di brodo che dobbiamo preparare. In questo caso per 1 chilo di riso è consigliato circa 2 litri di brodo. La cipolla, quando la tagliamo, poi la metteremo all'interno direttamente della pentola, accendiamo il fuoco e la faremo tostare un attimino prima delle altre verdure, in quanto tostandosi si caramellizza e rilascia quindi un sapore migliore al brodo. Finché aspettiamo che la cipolla si tosti, prepariamo le altre verdure, il solito sedano e carote come di consuetudine. Anche qui ci regoliamo in base alla quantità di brodo che dobbiamo preparare. Finché la cipolla si sta rosolando aggiungiamo le carote ed il sedano. Io utilizzo sia le foglie che la costa direttamente del sedano. Allora la cipolla si sta preparando, la giriamo quando è tostata da un lato in modo che prenda colore anche il resto. Qualche minuto aggiungiamo le altre verdure, il sedano e le carote. A questo punto le verdure si sono tostate, andiamo ad aggiungere acqua fredda. Importante che l'acqua sia fredda e successivamente aggiungiamo la carne. Questo procedimento è utilizzato nel caso in cui vogliamo ottenere un buon brodo, in quanto la carne nell'acqua fredda non chiuderà i suoi pori e quindi rilascerà man mano durante la cottura dell'acqua le sue proprietà e il suo sapore. A differenza, se invece vogliamo avere una buona carne, dobbiamo partire dall'acqua calda ed immergere appunto la carne nell'acqua calda. In questo caso il calore andrà ad chiudere i suoi pori e quindi la carne tratterrà dentro di sé le sue qualità e il suo sapore. Allora aggiungiamo quindi l'acqua fredda, fa un po' di vapore logicamente perché la pentola è molto calda, e dopodiché andiamo ad aggiungere il nostro pezzo di carne. Io ho messo solamente il manzo, però logicamente possiamo aggiungere tranquillamente anche la gallina in base a che tipo di brodo vogliamo preparare, se più o meno saporito e anche di conseguenza più grasso. A questo punto alziamo la fiamma, copriamo la pentola con il coperchio in modo da far raggiungere il bollore. Quando l'acqua inizierà a bollere abbassiamo la fiamma e lo lasciamo andare appunto a fiamma bassa per almeno un'ora, un'ora e mezza, poi dipende dalla quantità di carne che abbiamo inserito e anche dalla pezzatura della carne. La salatura del brodo solitamente io preferisco farla alla fine, quando la carne ha comunque rilasciato il suo sapore, in modo da regolarizzare nel modo migliore la quantità di sale e non esagerare.
Iniziamo con il taglio della carne. Abbiamo, come ho detto, il vitello magro e la lombata di maiale. La tagliamo a dadini. Abbastanza piccoli in quanto poi deve cuocersi. Allora, a questo punto, una volta che la nostra carne è stata tagliata, aggiungiamo sale e pepe macinato fresco. Allora, pepe. In questo caso io uso del sale un po' speziato e all'interno c'è, oltre al sale, anche un po' di rosmarino, d'aglio, ancora un po' di pepe, però potete aggiungere anche semplicemente del sale normalissimo. Mescoliamo un pochino e lasciamo che la carne si riposi così nel piatto per circa un'oretta prima della cottura. Consiglio di riporre la carne in frigorifero, soprattutto appunto se si tratta di tempi un po' lunghi come in questo caso, e in particolar modo se fosse anche estate, quindi la temperatura in casa fosse un pochino alta. Meglio tenerla in frigorifero per mantenere appunto la temperatura bassa e quindi ridurre la prolificazione batterica. Iniziamo ora con preparare la carne in modo che sia cotta prima di cominciare a fare il risotto. Accendiamo il fuoco e mettiamo a rosolare il burro. Per un chilo di riso è necessario circa 150 grammi di burro. Io in questo caso ne sto utilizzando un quantitativo inferiore in quanto sto facendo appunto molto meno riso rispetto a quello previsto dalla ricetta. Quando la pentola è calda, quindi aspettiamo un attimino, mettiamo appunto il burro. Aspettiamo che si sciolga. La carne l'avevamo tenuta nel frigorifero e come avevamo detto l'avevamo speziata con un po' di sale e di pepe. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino e andiamo con la carne. Facciamo rosolare. Sarà appunto rosolata, abbassiamo il fuoco e lasciamo andare finché la carne non si sarà cotta. Ora preparo il soffritto per fare il risotto. La ricetta originale prevede l'aggiunta del riso direttamente nel brodo e la cottura come sempre per completo assorbimento. Io però preferisco farlo nel modo classico, quindi con il soffritto di cipolla con un po' di burro, mettiamo il riso, lo tostiamo e lo sfumiamo con un po' di vino bianco e dopodiché andiamo con l'aggiunta del brodo man mano che serve, quindi quando il riso va assorbito andiamo in aggiunta appunto di ulteriore brodo. Inizio con la cipolla, ne metto una piccola quantità in quanto è sufficiente sempre per la mia quantità di riso da tostare. Vi consiglio per il taglio della verdura di utilizzare il coltello adatto, che è questo, ossia il trinciante. Questo è un trinciante piccolo, ce ne sono anche di più grandi,
però è il coltello adatto per questo tipo di utilizzo in cucina. Ok, a questo punto andiamo a scaldare la pentola dove andrò a tostare il riso, che metto di qua. Aggiungiamo una piccola quantità di burro nella pentola calda e quando sarà sciolto, quindi qualche secondo, andiamo ad aggiungere la cipolla e a fare appunto il soffritto. Lasciamo a fuoco abbastanza vivace. Il riso, come avevamo detto prima, è il Vialone Nano Veronese, eccolo qui, un ottimo riso, appunto adatto a risotti in quanto assorbe molto bene il condimento. Aggiungiamo il riso e lo tostiamo un attimo. Qualche secondo. Quando sentiamo con la mano che il riso è caldo, vuol dire che è tostato e quindi possiamo andare con l'aggiunta del vino bianco che andrà a sfumare il riso. Solitamente io il riso non lo aggiungo mai direttamente sopra, scusate, solitamente il vino non lo aggiungo mai sopra il riso, ma lo sposto un attimo e vado a versarlo sulla pentola per permettere all'alcol di sfumarsi senza che venga assorbito in modo eccessivo dal riso. Ok, a questo punto, quando il vino si è sfumato, iniziamo con l'aggiunta graduale del brodo. Quando aggiungete il brodo al riso, visto che c'è la presenza delle verdure, vi consiglio di filtrarlo con un semplice passino oppure con una sinoise. Siamo quasi al termine della cottura del riso, mancano un paio di minuti, quindi aggiungiamo la carne che avevamo precedentemente cotto con il suo sugo di cottura che è molto gustoso e saporito, e poi quando il riso praticamente sarà pronto andremo in mantecatura con del parmigiano reggiano e della cannella, che è un po' la caratteristica di questo risotto. Assaggio per regolarmi. Ok, io lo spengo, lo lasciamo nel fuoco qualche secondo. Aggiungo una manciata di parmigiano reggiano, poi anche qui sempre a vostro gusto e piacimento, quanto abbondare di parmigiano.
e aggiungo un po' di cannella. Lo lasciamo riposare nella pentola un attimo. Siamo arrivati al termine, abbiamo impiattato il nostro risotto con un ottimo profumo, direi, e vi consiglio di berlo con un Valpolicella classico superiore, quindi un vino comunque corposo, perché ha un riso questo piuttosto saporito. Vi ringrazio di avermi seguito in questa ricetta e spero vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Se vi fa piacere continuate a seguirmi e guardate anche il mio blog che è Degusta e Scopri il Veneto. Grazie, a presto, ciao!